a Livorno, Albino F Livorno 2-1, Atalanta Varese 0-0, Frosinone Piacenza 1-1, Grosseto Sassuolo 1-0, Modena Ascoli 0-0, Padova Crotone 1-0, Pescara Empoli rinviata a data da destinarsi, campo di Pescara assolutamente impraticabile per la pioggia. Portogruaro Vicenza 1-0, Reggina Siena 0-0, Torino Cittadella 1-1, Triestina Novara è il posticipo di lunedì. La classifica, eccola qua, Siena e Atalanta a comando con 44 punti, Novara 43, Varese 39, Livorno, Reggina e Torino 34, Padova 32, Pescara e Vicenza 31, Empoli 29, Crotone, Grosseto e Modena 28, Albino Leffe 27, Cittadella 25, Sassuolo 24, Piacenza e Portogruaro 22, Triestina ed Ascoli 21, Ascoli sempre con 5 punti di penalizzazione, Frosinone chiude con 20 reti. 1500 spettatori per il derby, almeno 300 i vicentini ed è il Vicenza a partire meglio qui a Bruscato, chiuso dai due centrali del Portogruaro. Dall'altra parte palla buona di Altinier per Pia, la conclusione del brasiliano però è debole. Il Vicenza una punizione, il colpo di testa in mischia di Abbruscato, Rossi alza in angolo. Al 44esimo il gol partita, splendida la punizione dai 20 metri di Scozzarella, palla a girare di destro che sorprende Russo, il Portogruaro è in vantaggio. La ripresa, Vicenza che attacca ma più pericoloso il Portogruaro in contropiede, il tiro di Cibocchi è alto. Subito dopo erroraccio anche di Gerardi nell'area piccola con il sinistro, cicca il pallone. Forcing finale vicentino, la girata al volo di Alemao ribattuta e subito dopo ci prova botta Rossi con un colpo di Reni, alza in angolo. Ancora Alemao pericoloso, il tiro deviato, Rossi mette in calcio d'angolo e sul corner testa di Schiavi in mezzo, Martinelli ci prova, il pallone colpisce la traversa ed esce. Sfortunato in alcune occasioni il Vicenza, apparso però un po' sottotono rispetto alle ultime prestazioni. Per il Portogruaro 3 punti molto importanti, prima vittoria al Mecchia e soprattutto abbandonato l'ultimo posto in classifica. Ricordo il risultato: Portogruaro 1, Vicenza 0, il migliore è stato Scozzarella. Linea allo studio. Le rinnovate ambizioni del Vicenza al cospetto di un Portogruaro affamato di punti per scrollarsi di dosso l'ultimo posto in coabitazione con il Frosinone. Agostinelli si affida a Capitan Cunico alle spalle del tandem Ignacio Pia Altinier. Maran risponde con il suo 3-5-2 con Abbruscato Misuraka in prima linea, un centrocampo folto e muscolare che ingavazza Di Matteo e i suoi due stantuffi. Pronti via e sono subito i padroni di casa a rendersi pericolosi. Cibocchi imbecca pregevolmente Altinier, ma la punta mantovana classe 83 spedisce in out. Subito dopo è la volta di Pia che da favorevole posizione si fa ipnotizzare dall'attento Russo. Il Vicenza si vede finalmente intorno al 20esimo. Rossi è reattivo sulla conclusione di Misuraka. Ma il flash che chiude il primo tempo lascia il segno. Scozzarella festeggia la sua prima perla cadetta con un tocco morbido che sorprende Russo e porta avanti il Portogruaro proprio all'ultimo respiro di una prima parte di gara intensa a livello agonistico, anche se povera di occasioni da gol. In apertura di ripresa si vede subito il Vicenza, ma l'esterno di Misuraka finisce innocuo tra le braccia di Rossi che anticipa Bruscato. Sul versante opposto ci prova stretto giro di posta Cibocchi, il quale non inquadra lo specchio della porta ospite. Ma la chance più nitida capita di lì a poco Federico Gerardi. La punta di Pordenone classe 87 cicca malamente la palla a pochi metri dalla gloria. Il Vicenza ci prova con Alemao, ma la sua punizione è smorzata dalla barriera tra le braccia di Rossi. Gavazzi è l'ultimo ad arrendersi. L'esterno trova un corridoio sulla destra dopo la pregevole sponda di Abbruscato, ma la sua conclusione termina larga. Il Portogruaro si rivede nel finale, Tarana pennella per Gerardi, per il quale non è proprio giornata. L'ultima chance vicentina per il pareggio capita sui piedi di Botta, ma la reattività di Rossi consegna 3 punti ossigenanti ad un Porto che rivede uno spiraglio di luce. Per Maran e il suo Vicenza un pomeriggio da archiviare in fretta. Pomeriggio da archiviare per il Vicenza di Marana, da ricordare invece per il Portogruaro di Agostinelli che finora, fino ad oggi, non aveva mai vinto al Mecchia, aveva vinto alla Friuli quando ha giocato in campo neutro ad inizio campionato, prima vittoria invece tra le mura amiche. Questa è una squadra che non molla, Agostinelli l'ha rivitalizzata come te. Vero, vero. Ma nessuno molla, nessuno molla, sarà una lotta durissima fino alla fine.
Però il Porto Alfredo, a me piace. Ma il Porto, credo che, ripeto, il preliminare di Champions League sarà Castori Agostinelli se dovessero salvare Ascoli e Portogruaro, ma questo lo dico con il massimo rispetto nei riguardi del Portogruaro, che comunque sta facendo degli investimenti, ha portato a casa Scarpa, che è un attaccante esperto che può dare una mano d'aiuto. Quello ex Salernitano, Alfredo? Sì, dal Taranto, sì, esatto, che era un po'... doveva cambiare aria perché a Taranto hanno preso altri attaccanti e Scarpa può dare una mano d'aiuto. C'era un'operazione... Scusami. È un esterno Scarpa, Alfredo? Sì, un attaccante esterno. Un attaccante Ce l'hai esterno avuto tu a Salerno, sì. Ecco perché Un'ala. non gli Sì, sfugge comunque, niente. con propensioni abbastanza offensive, può aiutarli sotto questo punto di vista, correggimi se sbaglio. Stavo dicendo che comunque il Portogruaro aveva anche imbastito una trattativa con la Salernitana, cara Fabrizio, per uno scambio di portieri, mentre Giuliano, il portiere della Salernitana, dovrebbe andare a Vicenza. Questa è una notizia, una pillola di serata, nel senso che il Vicenza ha perso Frisson e dovrebbe prendere un altro portiere, non più facendo uno scambio con il Portogruaro, la Salernitana, ma mandando Giuliano a giocare a Vicenza. Male oggi il Vicenza, Alfredo, vediamo un attimo le pagelle velocemente, però fuori casa non... Il Vicenza oggi sembrava quasi disinteressato all'evento. Strana questa cosa perché era in forma la squadra di Marano. Sì, ha fatto bene nell'ultimo periodo, ripeto, io non capisco per quale motivo si debba perdere un portiere come Frisson, perché Frisson non sarà il nuovo Yashin e neanche il nuovo Buffon, visto che mettiamo le etichette, però è un portiere che secondo me, con tutto il rispetto per Russo, poteva starci. La vicenda è stata gestita abbastanza male. Guardiamo anche E sul mercato il Vicenza sì. ha fatto Mustacchio in settimana e credo dal che farà... Varese. Esatto, dal Varese via Sandoria, prefisso di Genova 010. Ex Ancona. Ex Ancona, il prefisso di Ancona te lo dico la prossima volta, ma non credo che farà altre cose il Vicenza, cioè farà qualcos'altro ma niente di particolarmente significativo.